Lei è una dei 3 vincitori delle borse di studio consegnate oggi a Ponte di Piave. Ed è un segno dei tempi, forse, il fatto che a pagare queste borse sia stato il sindaco, tagliandosi l'indennità. Con una parte dell'indennità del mio stipendio abbiamo voluto lasciarla a questi ragazzi. 3 sono stati importanti, il Milite non più ignoto e la mia Ponte di Piave sono quelle che ci sono aggiudicate la cosa più importante. Questi i temi in cui gli studenti si sono cimentati per concorrere alla borsa di studio. Ma l'uomo deve capire che, come ha detto Gino Strada, se non butterà fuori dalla storia la guerra, sarà la guerra che butterà fuori dalla storia l'uomo. Il mio paese è rassicurante come l'abbraccio di una mamma. Non è né grande né piccolo, ma per me è un paradiso. In mattinata la consegna dei diplomi a tutti i 102 studenti delle scuole medie comunali, ma non solo. Inaugurata anche questa scacchiera, sorella minore di quella celeberrima di Marostica, dove giocare a scacchi, dimenticandosi per un po' di smartphone e tablet. Prima mossa quella del sindaco, seguita dalla risposta della prima cittadina di Marostica. Una modalità di incontro. Adesso seguiranno le loro istruzioni superiori, ma le loro radici rimangono a Ponte di Piave. Questa è una maniera per tenerli uniti e vicino alla comunità.